Caria Padana Onlus. Buongiorno Sara, a lei la linea. Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, buona estate, buona continuazione di questo periodo che per molti è un periodo di vacanza, per altri comunque è comunque lavoro, e quindi un augurio a tutti perché sia comunque un tempo di pace, perché di questo abbiamo bisogno soprattutto, cioè di pace. Abbiamo bisogno di pace nel mondo, così come ciascuno di noi ha bisogno di pace nel cuore e nelle famiglie. Tutte queste cose in qualche modo si tengono. Guardiamo con noi dell'Umanitaria Padana, che da tantissimi anni ormai, dal 99, operiamo in scenari di guerra. Sappiamo che la guerra è la cosa peggiore che possa esistere, che possa colpire qualunque popolo, perché oltre a portare devastazione e distruzione, morte, come anche le calamità naturali, come diverse Scusami, tu se forme sono di occupata, male che colpiscono dopo ci l'umanità. vediamo lunedì. Grazie ancora. Tutto bene? Sì, Ho prego. sentito mi sentite? Ok. Come tante forme di male, però la guerra in più si porta dietro un carico di odio, e quindi oltre a devastare le vite umane, devasta anche le economie dei popoli, eccetera, poi devasta anche le anime. Quindi tutto ciò che si fa per la pace è buono, quindi guardiamo con estremo interesse e con molta così partecipazione anche a livello di preghiera, eccetera, agli sforzi che l'America sta facendo per incredibilmente, perché l'America di solito è quella che fa gli sforzi di guerra nel mondo, invece in questo momento l'America di Trump sta ponendo come una potenza di pace. Non a caso che non è un caso che alcuni presidenti mondiali abbiano proposto di Trump il premio Nobel per la pace, perché abbiamo conflitti meno noti, come alcuni conflitti africani, penso a quello del Congo, dove Trump ha svolto un'azione pacificatrice, penso Armenia, Azerbaijan, penso a uno che potenzialmente è gravissimo, quello tra India e Pakistan, perché sono due potenze nucleari che hanno entrambe la bomba atomica. E anche in questo, diciamo, l'America in questo periodo ha svolto un'azione di pace, trovando dei popoli e delle dirigenze disponibili. È un po' diverso quello che sta accadendo in Europa. Poi c'è anche tutta la questione del Medio Oriente, dove è tutto molto, molto, molto più complicato, ma anche qui particolarmente dobbiamo aumentare anche gli sforzi per chi crede, anche di preghiera. Ad esempio ieri il Papa Leone XIV aveva indetto per la giornata di ieri una giornata di digiuno per la pace, quindi anche il Papa sta chiedendo un contributo di tutti i fedeli, perché per aiutare questi processi di pace, perché potenzialmente tutto il mondo in questo momento è adagiato veramente su una polveriera, e forse perché i tempi sono leggeri, come mentalità, siamo poco propensi alla riflessione, all'approfondimento, siamo più, diciamo, aperti anche alle cose così molto superficiali, non ci rendiamo conto di quanto sia critica la situazione
in cui stiamo vivendo, e non è che il fatto che ci siano dei processi di pace in corso cambi questa pericolosità, perché in realtà si tratta in questi momenti di processi particolarmente pericolosi, perché ci son vari attori che la pace non la vogliano. E quindi proprio in questi momenti in cui si è in bilico su questa cresta, si è più a rischio, perché potrebbero esserci anche delle forme di, boicottaggio della pace che possono sfuggire di mano, e quindi che possono esser fatti da attori terzi, da chi la pace non la vuole, da chi ha l'interesse. Sappiamo, lo diciamo da tanti anni in questa radio, che, c'è un interesse comunque da alcune componenti del mondo al far deflagrare comunque un conflitto mondiale di alta intensità. Sembra una follia, dice: "È impossibile", quindi tanta gente non ci crede perché dice: è impossibile, figuriamoci". Invece no, ci sono anche dei folli che da anni tentan di fare questo, e non son folli privi di potere, non son folli privi comunque di un loro disegno folle, pazzo, però, mhmm, loro hanno delle loro, così come tutti quelli che si son fatti prendere dalla follia del dominio globale nel corso della storia. Solo che stavolta il livello di follia è ancora superiore. Quindi bisogna veramente, supportare tutti gli sforzi invece di chi cerca di creare la pace, anche perché noi l'abbiamo detto tanti anni fa allo scoppiare, e vi ricordo che noi abbiamo iniziato a parlare di guerra in Ucraina nel 2014, anche perché abbiamo sempre aiutato prima le popolazioni del Donbass colpite dal conflitto, poi abbiamo dopo l'invasione russa abbiamo aiutato anche le popolazioni ucraine, proprio dell'Ucraina, ehm, diciamo non del Donetsk e del Donbass, quindi anche non di lingua non russofone diciamo. E quindi, noi, siam sempre dalla parte dei popoli, degli innocenti colpiti dai conflitti, ovunque, sempre, e sempre per la pace, perché sappiamo che, dalla pace nessun popolo guadagna mai. Abbiamo ribadito dall'inizio che se l'Ucraina avesse trattato, ehm, per un'autonomia del Donbass, eccetera, avrebbe sicuramente perso meno terre che a far la guerra, e sicuramente non avrebbe perso 3 generazioni di popolazione maschile ucraina. E mi chiedo cosa resterà dell'Ucraina indipendentemente da tutto, anche se avessero vinto una guerra che non era, diciamo, non poteva essere vinta sin da principio, e ricordo che anche nella dottrina sociale della Chiesa, anche nel catechismo della Chiesa cattolica, la guerra giusta, compresa quella di difesa, deve rispettare alcune prerogative, cioè quella che non ci sia nessun'altra possibilità di far finire la guerra, ad esempio quella della diplomazia, e questa non era stata tentata, e quando è stata tentata è stata boicottata da attori terzi che usavano l'Ucraina per altre guerre, ehm, ma anche e soprattutto deve avere una qualche possibilità, mettendo sul campo il computo delle forze, di poter essere vinta. Cioè un po' quello che dico, il buon padre di famiglia che si vede entrare un ladro a mani nude e magari gli salta addosso, gli dà un cazzotto, lo neutralizza, quello che è, ma se un buon padre di famiglia si vede entrare una banda di 10 persone armate, apre immediatamente la cassaforte e gli dice: "Andate via, non fateci male". Cioè è un fatto di buon senso, no, è la Chiesa che è pragmatica, dice a volte al di là dei bei principi sulla carta, c'è anche un calcolo pragmatico di come fare meno male in una condizione che comunque è malvagia. Quella della guerra è sempre malvagia, e quindi qui non si tratta di dire
diciamo che non ci sono le colpe solo da una parte o dall'altra, quindi tutti colpevoli, ma alla fine chi è che paga? Chi la guerra la subisce, e quindi i popoli. Alla fine questo era un paese, io sono stata in Ucraina a portare aiuti, un'ambulanza, un tir pieno di attrezzature per mutilati, anche cibo. Siamo stati su, poi avevam portato anche in Polonia ai profughi, ma poi noi siam proprio entrati in Ucraina, quindi sia per Beregovo che per Kiev, che Leopoli. L'ultima volta abbiam portato l'ambulanza sempre per Kiev, eccetera, lavorando insieme alla Chiesa ortodossa, e alla Chiesa greco-cattolica. Ma alla fine è un paese poverissimo, forse più povero che ho visto in Europa, molto più simile ai paesi del terzo mondo, e con questa guerra cosa ne resta? E questo sarà, in fin dei conti, questa è stata una guerra che ha usato l'Ucraina per far guerra all'Europa, e noi l'abbiamo persa. Eppure cosa vediamo? Una classe dirigente europea totalmente miope, che continua a voler perpetuare una guerra che è stata fatta contro di noi, e anche qui, non volendola dichiarare persa, perdiamo sempre di più e rischiamo sempre di più, perché si è creato a un certo punto si era creato una situazione simil seconda guerra mondiale, con l'America e la Russia da un lato, e dall'altra si stava creando quasi un asse Roma-Berlino. Io di qui devo dire grazie al ministro Giorgetti, che un giorno, uscendo dal suo classico, diciamo, silenzio di discrezione che lo caratterizza al momento giusto, ha detto la parola giusta, che ha impedito questo obbrobrio del fatto che l'Italia diventasse un attore primario del Rearm Europe. Quindi insomma bisogna dare anche a Cesare quel che è di Cesare. In questo caso diamo a Giancarlo quel che è di Giancarlo, e quindi anche a tutto la Lega, che ha questa posizione, per aver definito subito che insomma l'Italia non aveva soldi da spendere in questa follia. Così come il segretario Salvini, che giustamente ha detto: "Macron la smette di fare il guerrafondaio, vada lui a far la guerra". Fatto benissimo, voglio dire. Quindi diamo anche a Cesare quel che è di Cesare, eh. E poi noi invece, che operiamo in ambito umanitario e anche di fede, ricordiamoci sempre che la vera pace viene da Dio, quindi non dimentichiamoci anche di quello. E quando Papa Leone ci richiama a fare la nostra parte, seguiamolo, perché sicuramente serve il contributo di tutti. Noi come Umanitaria Padana continuiamo a aiutare i popoli colpiti da conflitti, ma anche aiutiamo lo sviluppo integrale dei popoli, per impedire che l'impoverimento dei popoli e anche la loro mancanza di sviluppo comporti ulteriori occasioni di conflitto e tensione, come ad esempio le migrazioni forzate. Quindi il nostro motto: aiutiamo i popoli casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace, è sempre, sempre, sempre attuale. Deve trovar persone che ci credono. Noi aiutiamo i cristiani perseguitati in tante parti del mondo, aiutiamo i popoli colpiti da conflitti. Quindi ad esempio lo scorso anno abbiamo aiutato, c'è questa guerra, anche questa molto brutta, sempre connessa alla guerra mondiale, che è quella in Sudan, e abbiamo aiutato il Comboni College, che era stato cacciato con tutto Khartoum. Guardate, Khartoum era una città che negli ultimi anni aveva avuto uno sviluppo. Io la prima volta che ero stata a Khartoum era un paese, sembrava l'Africa di Livingstone, c'era l'aeroporto con la pista di terra, solo una piccola parte, solo una pista era asfaltata, c'erano le scene
si partiva con gli aerei da una parte all'altra con le gabbie, con dentro le galline, cioè una scene di questo tipo, e c'erano in giro per la città, si andava in carretti tirati dagli asini, così, nelle strade principali piene di buche di terra non asfaltate. Poi ci fu questo sviluppo rapidissimo, sicuramente spinto dall'alleanza con la Cina, ed era diventata una città estremamente moderna, con un aeroporto, eccetera. E noi lì abbiamo sempre lavorato insieme ai comboniani, che aiutavano soprattutto i cristiani perseguitati per quanto riguarda le parrocchie, eccetera, per quanto riguarda l'assistenza spirituale. Però avevano anche questo famoso, è stato la prima università, scuola importante di Khartoum, il Comboni College. Ricordiamo che Daniele Comboni dal lago di Garda è stato il primo vescovo africano e aveva una sua visione ideale, è stato lui a primo in qualche modo a introdurre questa visione ideale di sviluppo anche economico, oltre che spirituale dei popoli africani, con un motto che, vedete, in qualche modo anticipa tantissimo il nostro. Lui diceva: "Dobbiamo salvare gli africani con gli africani", cioè invece di un atteggiamento fino a quel momento comunque di impronta mhmm, coloniale, comunque diciamo portiamo, l'Europa, insomma il mondo sviluppato porta, lo sviluppo in qualche modo e, la civiltà in Africa, ma in qualche modo gli africani eran considerati soggetti passivi. Poi, ricordiamo che comunque i missionari già, ehm, liberavano gli schiavi, per esempio, portavano la libertà della persona umana, laddove spesso l'Occidente portava la schiavitù, ma ancora di più il mondo arabo, perché poi le tratte schiaviste son sempre state, come principalmente le razzie degli schiavi, son sempre nate dal mondo arabo e gestite dal mondo arabo. E poi l'Occidente però, alcuni paesi occidentali sfruttavano queste cose e prendevano questi schiavi. Invece la Chiesa cattolica li liberava però c'era sempre un po' questo atteggiamento paternalista in cui in qualche modo le popolazioni erano passive rispetto a questi processi. Invece con Daniele Comboni, dal lago di Garda, arriva questa nuova filosofia, che gli africani dovevano essere i primi artefici anche del loro riscatto, del loro sviluppo, e quindi bisognava metterli in condizione di camminare sulle loro gambe. Quindi era un aiuto, sì, a questi popoli, ma i primi protagonisti dovevano essere loro. Quindi nasce questa prima diocesi a El Obeid con vescovo Daniele Comboni, e poi nascono le scuole professionali, le scuole ehm, fino all'università. E ancora oggi tante parti, tante classi dirigenti, eccetera, nascono dal Comboni College, quindi sia cristiani che musulmani. E purtroppo quando c'è stata questa distruzione di Khartoum, adesso Khartoum non ve la fan vedere alla tele, ma è come Gaza, ehm, perché chissà perché poi la televisione non dà lo stesso spazio a tutti i conflitti. E noi abbiamo aiutato il Comboni College per non fermare i programmi dello studenti. Loro sono sfollati a Port Sudan e abbiam fatto in modo che tutti i ragazzi che stavano studiando, soprattutto, in ambito sanitario, che è quanto mai importante in un momento di guerra, potessero continuare il loro percorso di studi. Quindi come vedete l'umanitaria padana, quindi insieme ai missionari, proprio il loro lavoro abbiamo sostenuto per consentire ai ragazzi, alle ragazze, cristiani, musulmani, quindi non c'è distinzione, ma ci sono entrambi, cioè non c'è neanche discriminazione, perché in quei paesi altrimenti ci sarebbe anche una discriminazione verso i cristiani. Invece in questo modo si dà le stesse potenzialità a entrambi, e
proprio di poter arrivare comunque al termine degli studi ed essere già operativi anche proprio per assistere dal punto di vista medico-sanitario la popolazione. E questa è una delle tante cose che ha fatto l'umanitaria padana. Abbiam detto l'Ucraina, abbiam detto il Congo, abbiam detto la Terra Santa, quindi noi siam sempre attivi e poi cristiani perseguitati, soprattutto in Pakistan, ma anche in altri contesti, altre missioni dove ci sono l'Etiopia ad esempio, dove ci sono comunque dei movimenti, magari non c'è una guerra, però c'è sempre qualcuno che vorrebbe far scoppiare delle guerre o comunque creare tensioni. Poi consideriamo che dobbiamo molto supportare il lavoro, lo sviluppo integrale della popolazione cristiana. Se non lo facciamo noi, guardate che ad esempio in paesi come l'Etiopia, che ha una tradizione cristiana contestuale cioè è proprio son proto-cristiani. Quando arrivarono i colonialisti trovarono, un cristianesimo che era il cristianesimo delle origini, ne parla gli Atti degli Apostoli, no, quando Filippo incontra l'eunuco che va in Etiopia e quindi il cristianesimo lì è arrivato proprio è un cristianesimo apostolico, proprio degli inizi, degli albori. Eppure anche lì noi vediamo crescere sempre di più la componente non solo la componente musulmana, ma sempre quando cresce vediamo crescere la componente musulmana fondamentalista perché? Perché viene finanziata dalle monarchie del Golfo. E quindi quello di abbandonare l'Africa non è una buona idea, perché, l'Africa ha bisogno di essere sviluppata economicamente perché gli africani tanto abbiano il diritto a non emigrare e a prosperare nella loro terra. E quindi questa cosa comporta un vantaggio per loro, ma un vantaggio anche, per noi, perché abbiamo visto quanto le migrazioni forzate non quelle diciamo controllate, collegate ai criteri di lavoro, formazione, eccetera, quanto queste migrazioni forzate siano deleterie anche per, il tessuto sociale, e anche economico, perché dicono la stupidaggine, l'immigrazione incontrollata, i flussi giusti aiuta l'economia, ma l'immigrazione incontrollata fa malissimo all'economia, perché comporta molti costi aggiuntivi di welfare, senza comportare degli introiti, perché parliamo di, masse che o delinquono o vivono di puro assistenzialismo oppure oppure vengono sfruttate dal caporalato nel lavoro nero, che quindi non comporta nessun vantaggio per il sistema paese, ma solo per la criminalità. Di conseguenza, noi, pensiamo che la cooperazione tra popoli debba avvenire su tu da tutto con una modalità completamente diversa rispetto alla modalità in cui il tempo della globalizzazione che preghiamo volga al termine, c'ha imposto, cioè quello delle guerre continue, permanenti e delle migrazioni con i popoli che diventano appunto le persone che diventano apolidi e vengono espiantate dai loro paesi, dalle loro terre. Noi portiamo avanti insieme a tante missioni in tante parti del mondo esattamente un programma diverso. E quindi per noi la pace, lo sviluppo integrale, l'amore per la propria terra, l'amicizia tra i popoli, anche la solidarietà orizzontale tra popoli, ma sempre in una forma ordinata, pacifica e, ciascuno padrone a casa propria, rispettoso in casa d'altri. Quindi noi continuiamo a fare questo, continuiamo a aiutare le minoranze cristiane
ovunque, cerchiamo di dare una mano anche dove i cristiani non son minoranza, ma dove potrebbero diventarlo, perché se noi cristiani ci dimentichiamo il nostro dovere di sostegno dei nostri fratelli e sorelle nelle parti del mondo, ricordiamoci che però ci sono dei paesi che invece portano avanti sul piano strategico, la progressiva islamizzazione di matrice wahhabita in tanti parti del mondo dove prima questa componente era decisamente minoritaria, invece poco per volta aumenta fino a diventare, sempre più consistente. Questo vale anche a casa nostra Mi e scusi vale Sara, anche in tanti mi paesi. scusi Sara se la interrompo, dobbiamo chiudere. Sì. Allora, io, mando un saluto a tutti e ancora un augurio di buone vacanze. Vi chiedo di aiutarci ad aiutare i popoli a casa loro. Vi ricordo il bollettino postale 80 17 03 50. Potete aiutarci anche online. L'IBAN è sempre lo stesso che finisce con 955. Trovate tutti i dati sul nostro gruppo sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito internet www.umanitariapadana.net e in questo periodo gli uffici ovviamente sono chiusi, ma non è chiusa l'attività dell'Umanitaria Padana, diciamo da settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 allo 035 78 20 22. Un caro saluto a tutti, grazie, buona estate e buon fine settimana. Ciao. Avete